Requiem aeterne, Domine si Domine, duce specie et teis, schetti in pace, amen. Poi donna ma, a parecchie settimane non veniva a mettere i ciuri in coppa al fuoco. Come va? Sono stata poco buona. A morte che sto povero disgraziato non ci voleva proprio. E che dispiacere, che dispiacere. Eppure che ero più giovane, eppurissimo, ma ha voluto lasciare. Povera femmina, ero secondo marito. Posso dire, ero quarto. A nascita di mamma, avete atterrato a 4 mariti. E tutte e 4 da stessa congreca. Che peccato, siete giovani ancora, siete belle, state piazzate in questa maniera, ma ci vogliono di peso, qualità e misura. Sì, ma sono sfortunata, non basca, sono sfortunata. Con chi latte me ne avrete un poco bene, ma con questo, sto povero uomo che sta qua sotto, roppo manca 4 mesi di matrimonio, una bella sera, dopo che ci facetemo una bella mangiata, poi ci facetemo un bagno, ci etemo a cuccà. Ne, rindo meglio calore, che la calai a capo, e non la sai più. Ma io conoscevo la buonanima, erano tipo delicate. Per una femmina come voi che ci vanno 7 caurare all'essa per vi sfamare, ci voleva un uomo che ne salute. Ah, ma io rinforzavo. Come? Io facevo essere anche zamballette, a felicciole di carne, o zambagliò tutte le mattine. Non bastava, perché chi lo povero uomo metteva la coppa e se ne scendeva sotto. Avete ragione, abbiamo vivo bene a moglie la vostra. Ah, che mi avete ricordato? Venite spesso, Sempre. Ogni domenica vengo a portare giù una pasta fresca fossa soia. Levatemi una curiosità, Rompasca. Dici? Quanti anni teneva a Buonanima? 23 anni. 23 anni? Ah, ma eri giovane, poverella. E se sposai a voi che ne poteva essere nonna? Ehi, non addirittura. Certo, confronto a essere più anziana. E allora per l'altra avete essere ancora un buon spadaccino. Modestamente mi difendo ancora. Dall'apparenza non ci sembra, pare che ci vuole un bastone. Ma tante volte l'apparenza inganna. E allora, Don Pasquale, se è come voi dite, ormai io sono vedova, voi pure lo siete, perché non lo facciamo chi sta accocchiamento? Io sono ancora piacente, modestamente, sono ingerata come una mela a nurca. No, cara nonna Malia, non voglio fare la fine dei defunti mariti vostri. Io sono sicuro che dopo poco tempo io fossi quinta. E che fa? Io sono confratella della congrega. Tengo le segui Franco, fosse Franca, nicchia Franca. Ne, che ci potessero fondere una chiagnuta. E poi, vi prometto, un Pasquale, che tutte le domeniche vi venisse a mettere giù un coppo fosse, fino a quando. Non conoscissi il sesto marito, è così. No, cara donna Maria, io quinta non lo faccio. Ma non vi preoccupate, io vi porto conce, tanto. Voi siete vecchiarielle, ma vi da riguardare. Ve credete voi? Io invece, malgrado l'età che tengo, sono come un vulcano che sta sempre in eruzione. Non credo. E allora mettetemi alla prova e vi faccio vedere come vecchiariello che si fa. Io prova non ne faccio, solo se mi sposate potete assaggiare la mela a nurca. No, io non faccio passare, no, perché sono sicuro che se mi mettete sotto, troppo poco tempo mi atterrate pure a me. Voi dite che siete forte, siete potente, siete sempre un vulcano che sta sempre in eruzione e poi vi mettete a paura e vi fa sotto a me. Sì, ma sapete che per una donna come voi ci vuole un toro, ci vuole un uomo che tiene la potenza di 100 cavalli. Perciò statevi buoni, nonna ma, e dite 4 requie materni e più a questo povero giovane che nel fiore degli anni l'avete mandato all'altro mondo. Ma venite qua, non ho voluto la mela a nurca. No, signor, mi mangia la sargento. Ma vedete? Non ci vedo. Ma sentite? Non ci sento. È diventate surde e ciocate. Statevi buoni, nonna ma, statevi buoni.